G. Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagine 97-98. Filippo? Filippo! Sì, cosa c'è, capo? Ti ho chiamato per dirti che l'Accademia della Matita e del Pennello ti ha conferito un'alta onorificenza. Hai ricevuto il premio speciale come miglior disegnatore dell'anno. Il tuo quadro sulla festa del ritorno è stato premiato. Capo vuole prendermi in giro? No, guarda tu stesso. Dove ti trovi? Allo stadio. E cosa fa tutta quella gente? Applaude E questi personaggi? Il sindaco, il vice sindaco, il presidente dell'Accademia della Matita e del Pennello. Ma allora è proprio vero. Ho l'onore di insignire Filippo, disegnatore di Gioca e Suona, dell'alta onorificenza dell'Accademia della Matita e del Pennello. Peccato, era solo un sogno. Pronto? Filippo! Pagina 99. L'inchiesta di Perry Sniff. Ho incaricato Perry Sniff di rintracciare il falso Perry Sniff. Dobbiamo sapere chi ha architettato il diabolico piano che ci ha spediti tutti sulla Luna. Capo, lei crede che riusciremo a sapere qualcosa? Lo spero. Ho qui il suo primo rapporto. Mi tiene al corrente di tutti i suoi movimenti. Gli ho messo alle costole Filippo con macchina fotografica e registratore. Dovrà documentare tutti gli spostamenti di Perry. Questo è il primo messaggio. Posso dare un'occhiata? Ottima idea. Io intanto sbrigo la corrispondenza. Cirillo, guarda un po'. Ci sono 5 disegni che rappresentano i luoghi dove si è recato Perry. E nella cassetta sono registrati 5 frammenti di brani musicali. Ma non ci hanno dato le indicazioni per abbinare musica e figure. Mi aiuti a rimetterle in ordine? Sono pronto! Bene, allora ascolta. Rapporto di Perry Sniff numero 1. Sono uscito questa mattina presto. L'appuntamento con Filippo è per le 10 ai giardini pubblici. Per strada incontro un... avanza lentamente. Tutti sono molto tristi e assorti, ma in questo periodo la natura è in pieno rigoglio, è primavera e tutti gli alberi sono fioriti.
I bambini giocano nei giardini. È un vero peccato non potersi fermare e godersi questa bella giornata. Ma il dovere mi chiama. Cammino assorto nei miei pensieri quando un... mi costringe a mettermi al riparo. Finalmente riesco a raggiungere Filippo che mi sta aspettando. Ho un indirizzo che ci porta nel quartiere cinese. I miei informatori mi segnalano un avvenimento molto interessante, un grande... dove spero di riuscire a trovare il falso Perry Sniff. Allora, Cirillo, sei riuscito ad abbinare le musiche e le immagini? Credo di sì. Prima c'è un funerale. E non ti sei accorto di un particolare di questa musica? Sì, mi sembrava la canzone di Fra Martino. Ma era più triste. Era proprio quella, Poi gli alberi in fiore con gli uccellini. cioè la primavera. Poi i bambini che giocano, il temporale e per ultimo il ballo mascherato. Come vedi era facile. Ma non hai notato qualcosa in queste musiche? Qualcuna era triste, qualcuna era allegra. È vero, in musica ci sono due modi che si chiamano maggiore e minore. Il modo maggiore esprime momenti lieti e sereni. Il modo minore esprime momenti tristi e pensosi. Pagina 100. Ragazzi, guardate a pagina 100. Ci sono dei pentagrammi, proviamo a suonarli. Questo è il primo. E questo è il secondo. Ma sono uguali. E anche diversi.
Hai detto bene, Cirillo. La melodia è la stessa, si tratta di Fra Martino, ma la prima volta è in modo maggiore e possiamo dire che Fra Martino è contento. La seconda volta è in modo minore, perché Fra Martino è triste. Pagina 101. Attenzione ragazzi, è arrivato il secondo rapporto di Perry, ascoltiamolo. Rapporto di Perry Sniff numero 2. La situazione si è fatta seria. Filippo è sparito. Mi trovo in una grande sala. Un minuto fa qui era pieno di gente mascherata, poi improvvisamente tutti sono scomparsi. Non chiedetemi come sia successo. Sembra una magia. E con loro è sparito anche Filippo. Ho iniziato subito le mie indagini. Una parete con delle strane coppie di figure ha attirato la mia attenzione. Che significato hanno? Perché una ride e una piange? Ne ho ricavato un disegno. Non sarà bello come quello di Filippo, ma non so fare di meglio. Forse ho capito che cosa rappresentano gli scarabocchi di Perry. Con ogni probabilità le figure sulla parete indicano i modi maggiore e minore. Maggiore quella che ride, minore quella che piange. Eh già, ma come faccio a spiegarlo a Perry? Speriamo che il capo abbia ricevuto il mio secondo rapporto e trovi il modo di aiutarmi. Intanto non posso starmene qui con le mani in mano. Queste figure vorranno pur dire qualcosa. Bravo, Perry Sniff. Infatti vogliono dire qualcosa. E tu? Chi sei? Non ha importanza. Non senti? Sono una voce. Cerca piuttosto di uscire da questa situazione, se ci riesci. Puoi contarci. Che cosa devo fare? Guarda questo soffitto. Bello, vero? È un soffitto mobile. Ora sentirai delle musiche e dovrai premere una delle figure di ciascuna coppia. Ma quale? Quella che ride o quella che piange? Questo lo deciderai tu, in base alla musica che ascolterai. Attenzione però, se premi la figura sbagliata, il soffitto scenderà lentamente e inesorabilmente. Se non c'è altra possibilità... Non c'è. Ascolta. Scommetto che se ci fosse qui Cirillo saprebbe cavarsela meglio di me. Quale delle due figure contrassegnate dal numero 1 sarà quella giusta? Dovrò toccare quella che ride o quella che piange? Allora, deciditi. Non hai molto tempo. Ecco, se c'è qualcuno che si trova in una situazione analoga, faccia una crocetta sulla figura che gli sembra corrispondere alla musica ascoltata. Ma niente errori, per favore, altrimenti anziché Perry Sniff diventerò Perry Sandwich. La prima risposta è giusta. Continuiamo con gli altri motivi. Se indovinerai sempre, il soffitto non si muoverà, ma si aprirà una porta. Entra e avrai una sorpresa. Non mi piacciono le sorprese, ma questa volta credo proprio che sia inevitabile. Hai detto bene, è inevitabile. Motivo numero 2. Motivo numero 3. Motivo numero 4.
Motivo numero 5. Motivo numero 6. Io credo che non sia stato difficile per Perry risolvere questo quiz. Oh, era facile. E voi? Pensate di aver indovinato? Andate a guardare la soluzione a pagina 112 e confrontate le vostre risposte. Pagine 102 e 103. Le canzoni di Cristina. Licia, dolce Licia. Un sogno stupendo in te sta vivendo Licia, mia dolce Licia. È un sole, l'amore illumina il cuore, Licia, mia dolce Licia. Sorridono gli occhi all'amore, l'amore che è dentro al tuo cuore, dolce, dolce, dolce Licia. Licia, dolce Licia. Sogni tu l'amore, forse il sogno diverrà realtà, se si avvererà, che felicità. Licia, dolce Licia. Sai che in ogni cuore, prima o poi il sole splenderà, ed il sole dà la felicità. Questo è l'amore per te. Oh, come romantico! Tu sai che sognare è un po' come amare, Licia, mia dolce Licia. L'amore si accende, il cuore risplende, Licia, mia dolce Licia. Bravissimo Cirillo, adesso suoniamo con la nostra tastiera. Oh sì, Chris, molto dolcemente.
Pagine 104-105. Capo, abbiamo qualche notizia di Perry e di Filippo? Nessuna. Non possiamo far altro che attendere. Forse si trovano ancora nel quartiere cinese. Cirillo si è addormentato come un angioletto. È tardi. A quest'ora dovremmo essere già tutti a letto. Anche Saverio si è addormentato e anche il capo. Dormono tutti. Forse sognano. Chissà se i sogni hanno una colonna sonora musicale. Voi come pensate che sarebbe? In modo maggiore o minore? Dipende da quello che sognate. Un bel sogno, allegro, piacevole, colorato, avrà sicuramente una colonna sonora in modo maggiore. Un sogno triste, angoscioso, un sogno in bianco e nero avrà invece una colonna sonora in modo minore. Secondo voi che cosa sogna Cirillo? Guardate il cartoncino numero 16. Ci sono in ordine sparso tutti i suoi sogni, qualcuno triste e qualcuno allegro. Ritagliateli e poi, ascoltando le diverse colonne sonore, applicateli nelle nuvolette di pagina 104 e 105. Fatto? Avete riempito tutte le nuvolette? Allora l'ordine giusto dei sogni di Cirillo era triste, allegro, triste, triste, allegro, allegro e triste. Pagine 106-107. Una lettera? Ma di chi sarà? Vediamo un po'. Ma dove ho messo gli occhiali? Ah, eccoli qui. Dunque, caro maestro, mi trovo in un brutto guaio. Sono riuscito per un soffio a non diventare il tramezzino di un soffitto e di un pavimento. In teoria avrei bisogno di un corso accelerato di musica, ma mi rendo conto che in questa situazione la cosa non è possibile. Sto cercando di liberare Filippo da un nemico sconosciuto che lo tiene prigioniero. Avvisi il capo che ci troviamo nel palazzo del console di Ratazumpi
Non posso avvisarlo direttamente per non suscitare i sospetti dei nostri strani ospiti. E la prego, si prepari una lezione sui modi maggiore e minore. Faccia presto. Perry Sniff. Le canzoni di Gioca e Suona. Ragazzi, avete capito? Maggiore e minore. È facile, no? Facciamo presto, poi devo correre in aiuto di Perry e di Filippo. L'ombrello rosso e blu. L'inverno qui a Milano è grigio e tu lo sai. La nebbia scende piano e il sole non c'è mai. Eppure stamattina, tra tutto quel grigiore, ho avuto una visione che mi ha cambiato umore. Ma di chi sarà quell'ombrello rosso e blu? Sembra un aquilone, che bella invenzione, per ricominciare a sorridere ancora. Basta poco, sai, devi solo provare. Avevo un bel giubbotto, regalo di papà. Passava un passerotto e adesso guarda qua. Due grossi lacrimoni scendevano pian piano. Ho alzato i miei occhioni, li ho visto più lontano. Ma di chi sarà quell'ombrello rosso e blu? Sembra un aquilone, che bella invenzione, per ricominciare a sorridere ancora. Basta poco, sai, devi solo provare. Ma di chi sarà quell'ombrello rosso e blu? Sembra un aquilone, che bella invenzione, per ricominciare a sorridere ancora. Basta poco, sai, devi solo provare. Basta poco, sai, devi solo provare. Pagine 108-109. Le interviste di Cristina. Gli archi. Ho sentito dire che anche gli strumenti hanno una famiglia, è vero? Verissimo. Noi siamo la famiglia degli archi. Io sono il violoncello e faccio parte con il violino, la viola e il contrabbasso della famiglia degli archi. Dire che siamo importantissimi è quasi superfluo. Ma i nostri bambini ne conoscono già qualcuno? Certo, i bambini conoscono me. Non si ricorda? È stata un'intervista bellissima. E vorrei cercare di capire. Voi siete allo stesso tempo simili e diversi. Perché? Ascolti, ora le faremo sentire le nostre voci. Così sarà più facile capire cosa ci rende uguali e differenti allo stesso tempo. Io sono il violino. Io sono la viola.
Io sono il violoncello. Io sono il contrabbasso. E tutti insieme? Un accordo perfetto. Ascolti. Ascolti. Io credo che tutti abbiano capito perché vi chiamate strumenti ad arco, ma volete spiegarcelo voi? Vede questo bastone lungo su cui sono tesi dei sottilissimi fili? Si chiama arco o archetto. E i fili sottilissimi sono un fascio di crini di cavallo. Certo, oggi non sembra più un arco, ma in origine aveva proprio la forma di un arco. Un arco? Sì, un arco come quelli che si usavano per lanciare le frecce. Non doveva essere molto comodo. Così un po' per volta è diventato sempre più diritto, fino a ridursi come un bastoncino. Ma se non sbaglio, a volte i musicisti non usano l'archetto per suonare gli archi. Sì, è vero. Qualche volta le corde vengono pizzicate. Così. Una cosa mi incuriosisce. È una domanda che faccio a tutti gli strumenti. Qual è l'origine degli strumenti ad arco? Siamo antichissimi e di origine orientale. Siamo arrivati in Europa verso il Settecento, cioè più di 1000 anni fa. E dobbiamo dire che abbiamo trovato un'ottima accoglienza. Infatti siamo gli strumenti più diffusi e un'orchestra non può fare a meno degli archi. Certo, un'orchestra senza archi cos'è? Una banda? Qualcuno dei nostri amici a questo punto sicuramente si chiede: se un'orchestra senza archi è una banda, che cos'è un'orchestra senza strumenti a fiato e a percussione? Oh, bella! È un'orchestra ad archi. Pagine 110-111.
Il teatrino di Gioca e Suona. La sinfonia dei giocattoli. Ve li immaginate i vostri giocattoli che improvvisamente tutti insieme si mettono a suonare e a ballare così per divertirsi tra di loro? Per riposarsi un po' dopo aver lavorato tutto il giorno giocando con voi? Perché i giocattoli quando giocano praticamente lavorano. E così ogni tanto si riposano e si divertono. Ma attenzione! Lo fanno quando sanno di non essere visti, quando non c'è nessuno in casa. Solo il vostro gatto, il vostro cane, i vostri canarini, criceti, pesciolini, tartarughine, insomma, i vostri amici animali assistono a queste festicciole. Provate a chiedere loro. Sono sicuro che ne sanno qualcosa. Il teatrino di Willy, in via del tutto eccezionale, è riuscito a convincere i vostri giocattoli a un'esibizione pubblica. Non è stato facile, però. Ma non se ne parla neppure, figuriamoci salire sul palcoscenico con l'orsacchiotto, il trenino e quegli energumeni di rampi e mostri preistorici extragalattici. Ma signorina Barbie, in fondo io so che quando siete soli... Sì, certo, quando siamo soli è tutta un'altra cosa. Lo facciamo per riposarci. Ma questo che tu ci proponi, Willy, è un altro lavoro. E poi senza prove come si fa? Va bene. Allora vediamo quelli che aderiscono all'iniziativa del teatrino di Willy alzino la mano e passino dal camerino per il trucco. Poi tutti in posa per la foto. Il trucco? La foto? Ma sarà pubblicata sul giornale? Certo, su Gioca e Suona. Ma potevi dirmelo subito, ci sto anch'io. E allora, sipario!
Pagina 112. Mi piacerebbe proprio sapere dove si è cacciato Filippo e dove sarà Ratazzumpi. Insieme alla lettera di Perry Sniff c'era questo strano foglietto pieno di numerini. Ma proviamo a unire i puntini e vediamo se viene fuori un disegno che ci serva a capire qualcosa di più. Forza, bambini! Diamo una mano al capo. Provate anche voi a unire con un tratto di matita tutti i puntini partendo dal numero 1. Chissà che non sia utile.